Ciao, siamo sempre a Suboe, nella vigna della famiglia Muggia Carreras. Io sono Gigi Carreras e oggi vogliamo parlare di una antica tecnica di fertilizzazione naturale del terreno, del vigneto, che è il sovescio. In cosa consiste il sovescio? Il sovescio consiste nel piantare delle piante, delle specie di piante come leguminacee o favacee, che hanno il potere di fissare l'azoto per poi trinciarle, interrarle in modo che questo azoto venga rilasciato. Come si vede abbiamo piantato le fave tra un pilare e l'altro e le fave stanno già crescendo bene. Diciamo che questo è stato un inverno finora abbastanza mite, ha fatto piuttosto caldo. Oggi è il 31 dicembre. Diciamo che ci sono quasi 20 gradi, per cui insomma, la temperatura è ottimale e le fave stanno crescendo. Come funziona il sovescio? Come abbiamo detto abbiamo piantato le fave. Quando le fave, che ormai sono prossime alla fioritura, appunto perché sta facendo piuttosto caldo, quando saranno nella prima settimana di fioritura, diciamo, comunque nella prima fioritura, faremo in modo di trinciarle e di interrarle nello strato superficiale del terreno, diciamo i primi 25 cm. In questo modo noi otteniamo due risultati. Il primo, perché le fibre contenute nelle piante verranno attaccate subito dai microrganismi e quindi in questo modo rilasceranno humus nel terreno. E secondo, perché, come avevo detto, le fave in particolare hanno un grosso potere fissativo dell'azoto. Una volta che verranno interrate, che quindi la materia verrà scomposta, l'azoto sarà messo in circolo e quindi rilasciato nel terreno con ovviamente delle proprietà benefiche fertilizzanti per le piantine. Questa è una pratica che abbiamo deciso di adottare nel nostro vigneto da quest'anno e per gli anni a venire, perché stiamo cercando di eliminare il più possibile i concimi di sintesi, quindi vogliamo fare le cose in maniera naturale. Per cui, come detto, oggi è la vigilia di Capodanno. Il prossimo appuntamento sarà quando avremo trinciato e interrato le piante, le fave, quindi quando il sovescio sarà messo in atto, e poi naturalmente ci sarà la fase di potatura della vigna. Ricordiamo che questo è il secondo anno di vita della vigna, per cui attorno a febbraio-marzo, dipende da come sarà il tempo, se si prevedono gelate oppure no, effettueremo la seconda potatura di allevamento. Per cui prossima puntata, sovescio in atto e potatura. Alla prossima, ciao!